Buongiorno Renzo. Ma professor Maggi, noi non ci allontaniamo mai dal nostro. No, questo è il nostro luogo. set cinematografico. È proprio un set. Anzi, ringraziamo gli amici che ci ospitano, gli amici dell'Aliper, qua a Rovigo, il bar dell'Aliper. Sì, siamo uomini da bar. Sì. Allora, Allora, nel senso che siamo popolari. Ma l'hai vista l'inaugurazione del. L'ho vista, sì. Vedi, quando vogliamo in Italia facciamo le cose. Beh, devo dirti la verità, mi ha colpito moltissimo. Intanto mi ha colpito la versione dell'inno d'Italia di Laura Pausini. Anche a me è piaciuta, tutti l'hanno criticata, a me è piaciuta. A me è piaciuta moltissimo. Anche a me. Ha avuto quei due, cioè io penso che ha innovato. È vero che l'inno È sacro. È sacro, nessuno lo tocca. Ma a parte il fatto che ogni volta che vinciamo c'è l'inno, ma quella lì è stata una versione tonificante. Ma in Italia quando tocchi lo status quo c'è sempre il 90% di quelli che scrivono su Facebook che si lamentano. Lei ha visto su Facebook delle critiche? Miliardi di critiche Miliardi da di povera critiche. Pausini. Perché poi dopo noi in Italia non riusciamo a rispettare chi all'estero ha successo. La Pausini è uno dei pochi cantanti che viene riconosciuta all'estero. Grande verità. Ha vinto dei Grammys, l'unica che ha vinto i Grammys in America. E quindi è un grande personaggio, però qua da noi lo dobbiamo snobbare. Vabbè, tutto bello. Perché siamo fatti a Xica. Però eccezionale lo spettacolo. Ma vuoi che in Italia non ci mettiamo anche la magagna? Vuoi che tutto. Però lo spettacolo è straordinario. La eleganza, lo stile. Niente da dire. Mi permetto, c'è stato non so quale televisione, che ha fatto una prova porta finestra, cioè ha messo l'avvio degli ultimi di Parigi. E onestamente non c'era confronto con la bellezza italiana. Beh, giusto, i francesi ci stanno già antipatici. La grandeur francese, tutte le modelle bianco, rosso, Bello, verde, bello. è stato fantastico. È tutto qua. Bravo. Niente da dire. Cosa Poi dopo, la magagna è. Ci dica, professor Maggi, la telecronaca, il tale Petracca, sì. Petracca. Allora, sai l'antefatto? Praticamente ci doveva essere. No, questo non lo conosco. No, doveva apparire Mattarella, il nostro Presidente della Repubblica. Era un segreto. Il cronista che ha fatto l'anteprima il giorno prima, ci sarà anche una sorpresa, apparirà il nostro Presidente della Repubblica. Gli è scappato! Gli è scappato e l'hanno eliminato. Cioè, gli hanno fatto una censura perché aveva svelato una cosa che non doveva svelare. A questo punto, di solito, la RAI penso che abbia qualche cronista in più. Immagino ne abbia anche di bravi. Invece il direttore di Rai Sport ha detto, Sì. ci penso io! Vuoi che non sia capace di fare una telecronaca? E ha fatto una figura di merda. Ha sbagliato, li ha sbagliati quasi tutti. Addirittura ha confuso la Presidente del CIO con la figlia di Mattarella. Ma pensate. Iniziato subito con siamo allo Stadio Olimpico, eravamo a San Siro a Milano. No, proprio. Infatti i giornalisti della RAI fanno uno sciopero di 3 giorni. Sì, l'ho sentito. Quindi, allora, la domanda è questa. Primo, perché non riusciamo mai a essere al 100%? Cioè noi la magagnina ce la dobbiamo mettere. Purtroppo. E molto spesso la magagnina è per accontentare l'amico dell'amico, abbiamo questo nepotismo sempre da rispettare. E poi bisogna parlare della RAI. Cioè la RAI ultimamente non ne blocca una. La RAI quei costi che ha. Sì, anche perché la paghiamo tutti noi. La paghiamo tutti, ha dei costi altissimi. Ha un'esuberanza di personale che fa paura. Il prodotto non è. Perché sai cosa si diceva una volta? Alcuni anni fa si diceva alla RAI quando devono assumere una persona ne assumono 3, uno che se ne intende e gli altri 2 per accontentare le segnalazioni del centro-destra e del centro-sinistra. Però è degenerata la faccenda perché ci sono sempre state gli aiuti per assumere qualcuno, però di solito la Democrazia Cristiana o il PC mettevano 3 persone, però mettevano tra le 20 persone suggerite metti gente brava.
Qua invece mettiamo della gente competente Certo. e si vede. Mi faccio una domanda però. Il direttore di Rai Sport, per diventare direttore di Rai Sport, direttore, vuol dire che il consiglio di amministrazione della Rai lo ha nominato. Sì, è l'editore che decide, vero? È l'editore. Ma se il consiglio di amministrazione, Il CDA ma se il consiglio di amministrazione è determinato dalla politica, sì, ma il Gapistana Boazza che dice si Boazza? in Polesine Boazza sarebbe Gapistana merda, però La cacca della mucca, la cacca della mucca, ecco, Boazza. Quindi, tanto per tradurre in dialettese. Però, allora, siccome la Rai molto spesso si dice che è lo specchio della civiltà, della società civile d'Italia, è Sì. vero, è una verità. Quindi o ritorniamo che mettiamo delle persone competenti su tutto, Sarebbe bene. però penso che per i prossimi 10 anni a meno che ci sia una rivoluzione che non, abbiamo già detto più volte che in Italia non si farà mai, ci dobbiamo tenere sto standard qua. Professor Maggi, lei è un saggio, Sì. solo che lei dice delle grandi verità con il sorriso d'Urban. Che non vale, non bisogna essere incazzati. Com'è che si diceva una volta? Con quella bocca può dirci chi vuole. Si ricorda chi era la protagonista? No, Silva Cosci. No, non era Silva Coscina, Un'altra era bella attrice. una bellissima attrice pugliese. Ma quanto vecchi siamo? Purtroppo non Sì, che probabilmente sarà già morta. Mamma mia, sì. Virnalisi. Birnalisi, Con quella bocca può dire ciò che è vuole. morta ancora viva? No, è morta È poi. morta, appunto. Morta poi. Vabbè. Morta poi. Questi sono i nostri ricordi di gioventù. Un sorriso splendido. Andate a vedere i film con Virnalisi. Era l'ultima serie, un grande film è stata quella di quell'estate e non mi ricordo più. Di quell'estate. A questo punto devi fare. Di Quanti ricordi? di quell'estate. Ah no, il film è recente. Sì, ma chissà quell'estate- cosa ti ricordi tu. Questo No, l'estate che dopo che era Stefania, la mettiamo via. Arrivederci. Vabbè, quindi onore al grande scenografo. Un grande È scenografo. una critica È una critica alla Rai. Dobbiamo che- metterci. però parlare male della Rai è come sparare sul pianista. Cioè, È vero, però, in- caspita, in difesa. per quello che costa. Stavolta che ne ha combinato grossa. Poi vedrai, ti faccio secondo me una previsione. Sanremo sarà un super flop. Tu dici che Sì, Sanremo al di sarà un là flop. che sarà ascoltato e tutto, ma sarà una roba vecchia. Ti faccio un esempio della roba vecchia. Tu guardi Domenica In. Da ogni domenica quando parte Domenica In vado a guardare i telefilm. Sempre peggio, cioè è proprio Sì, una televisione stantia fatta, Questa la condivido al 100%. fatta solo per i vecchi, cioè, o gli dai una mossa col defibrillatore, se no è destinato Questa la condivido al 100%, perché è sempre la stessa cosa e sempre gli stessi. Cioè, è una televisione per vecchi. Vecchio vuol dire over 70. non No, siamo over noi. 71. No, non siamo noi. Over 71. Cioè, è over e basta. No, vabbè. Quindi vabbè, lo scopriremo che qua sono vivendo. Al prossimo sprizzetto. Arrivederci, buona serata.